Violentissimo lo scontro tra la moto e il tir con targa italiana poco dopo mezzogiorno nei pressi dell'aeroporto di Tessera, dove a perdere la vita è stato il motociclista trevigiano di 62 anni, Massimo Sartorello. Il fatto lungo il raccordo Marco Polo tra lo svincolo che collega la 27 con la tangenziale di Mestre in direzione Venezia-Milano, in corrispondenza della corsia di immissione. La dinamica ancora al vaglio della polizia stradale, intervenuta sul posto insieme al personale del SUEM con il medico che non ha potuto far altro che constatare il decesso del 62enne. Svincolo della 27 che da Treviso immette in A57 direzione Milano chiuso per ore e riaperto soltanto dopo le 15, chiuso durante lo stesso orario anche quello che dal raccordo dell'aeroporto Marco Polo immette in A57, cioè tangenziale di Mestre, sempre in direzione Milano. A causa del restringimento di carreggiata dovuto alle operazioni di soccorso e rilievo si sono formate lunghe code in direzione Milano-Venezia.